Gloria a Dio. Leggiamo in Giacomo capitolo 1, leggeremo dal verso 14. Lettera di Giacomo, epistola di Giacomo. Alleluia. Sapete che Giacomo era fratello di Gesù? Gesù aveva fratelli e sorelle, altri figli di Maria e di Giuseppe, però Gesù era particolare. Alleluia. Giacomo capitolo 1, dal verso 14, a Dio sia la gloria. Se potete vi chiedo di alzarvi in piedi, vogliamo onorare la parola di Dio. Inizio a leggere. A che giova, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Capitolo 2, sì. No, capitolo 2, versetto 14. Torno indietro. A che giova, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella sono nudi e mancanti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che giova? Così è della fede, se non ha opere è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Ma vuoi, o insensato, renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu egli giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede operava insieme con le sue opere e che per le opere la sua fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia e fu chiamato amico di Dio. Voi vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E così Rahab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li mandò via per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Amen. Amen. Accomodatevi, gloria a Dio. È un insegnamento, possiamo dire, pratico. Giacomo, nella sua epistola, affronta proprio dei temi pratici. Qui l'argomento che affronta è stato sempre dibattuto da secoli, la fede e le opere. Si è salvati per fede, si è salvati per opere. Noi crediamo che la fede è legata alle opere. Amen. Le opere sono conseguenza della fede. Alleluia. Qualcuno ha detto che qui c'è contrasto con quello che scrive Paolo, che la fede, per fede si è salvati, no? Alleluia, non è così, perché Paolo parlava dei non credenti. E quindi quando parli a non credenti, è per fede che quello crede. Si acquisisce così la fede, no? E poi successivamente la fede deve produrre qualcosa, le opere. Amen? Quindi vedete, nella Bibbia non ci sono contrasti o contraddizioni. Vogliamo chiedere la luce allo Spirito Santo per farci comprendere questa parola che è spirituale. Gloria a Dio. E Giacomo dice: a che giova, fratelli miei, cosa è utile se uno dice di avere fede ma non ha opere? Viviamo in un contesto sociale, in un periodo dove si conoscono tante persone credenti, cristiani, si definiscono cristiani non praticanti,
io credo in Dio, ma non pratico, non frequento nessuna chiesa, non faccio parte di nessuna aggregazione, no? Qualcuno si definisce cattolico non praticante. Io sto vedendo che in questo periodo stanno nascendo anche evangelici non praticanti. E Dio ci aiuti. Amen. Perché noi abbiamo conosciuto veramente lo Spirito del Signore, vero? Siamo evangelici pentecostali, dobbiamo essere praticanti. Alleluia, non solo teoria, ma anche pratica. A questo ci chiama il Signore. Se uno dice di avere fede, a cosa serve? Addirittura fa un esempio così pratico Giacomo che veramente chi non ha orecchi da udire non ode, non riesce a capire bene, ma è così semplice. Se c'è un fratello in chiesa, una coppia, una famiglia, non ha di che vestirsi e di che mangiare, però per fede gli dice: Dio ti benedica, coraggio, pregherò per te, cose buone. Ma se non gli dai quello che hanno di bisogno, a cosa serve? È chiaro ciò che dice Giacomo, vero? È buono dire delle parole meravigliose come Dio ti aiuterà, pregheremo per te, ma anche vieni fratello mio qua, è per te, Hai bisogno di vestiti? Qua ci sono dei vestiti. Hai bisogno del cibo? Qui c'è del cibo per te, gloria a Dio. Anche le cose pratiche. E queste cose pratiche sono solo frutto di fede, della fede che si ha nel Signore. Amen. Le opere da solo non salvano. Anticamente si pensava che se facevi delle opere buone ti guadagnavi il cielo. Il periodo dell'indulgenza, no? Per chi ha studiato la Chiesa Cattolica c'era un periodo che i papi ricevevano soldi da persone facoltose e questi per sgravarsi dal peso dell'anima, no? Del peccato, davano fior di quattrini ai papi per sentirsi dire: io ti assolvo. Chi perdona i peccati è solo Gesù. Amen. E in Gesù abbiamo il perdono dei peccati. Lo riceviamo per fede. Amen. Amen. Ma in conseguenza le nostre opere riflettono quella che è la fede che abbiamo avuto nel Signore Gesù. Amen. Noi non possiamo comprarci la salvezza. È un dono di Dio, è per grazia che siete stati salvati. E questo non è per merito vostro, ma è il dono di Dio, dice l'Apostolo Paolo. Alleluia. Addirittura Giacomo dice: voi credete che c'è un solo Dio? Amen, è giusto. Ma pensa, anche i demoni lo credono e tremono. Quindi, alleluia, vogliamo, come dire, sbandierare di meno che siamo credenti e far vedere invece che lo siamo. Amen. Fa un esempio meraviglioso Giacomo di Abramo, che viene definito il padre della fede, perché è stato il primo a manifestare questa fede che piace a Dio e ha manifestato questa fede in modo coerente, nonostante i suoi limiti umani, perché non è stato perfetto, anche lui. Però Abramo come è stato chiamato, vi ricordate? Abitava in una città ricca, Ur dei Caldei. Io ho letto che è stato ritrovato resti proprio archeologici di questa città. Non avevano notizie prima, si pensava che non fosse mai esistita, invece, fratelli, la Bibbia dice sempre la verità. Amen. E hanno scoperto che questa città era molto ricca, molto ben organizzata. Lui aveva, come dire, una fabbrica, lui e la sua famiglia, di idoli. Fabbricavano idoli, li vendevano
e guadagnavano soldi. Vedete, gli idoli hanno sempre prodotto soldi, dai tempi dei tempi. Ma sentì questa voce che gli diceva: lascia la tua casa, il tuo parentato e seguimi. A questa voce Abramo ubbidì. Amen. Seguì questa voce, non gli apparve Dio, seguì una voce e ubbidì a questa voce. Lasciò la sua casa, la sua attività. Il padre per un tempo lo seguì, poi dopo un po' distratto il papà dice: oh figlio mio, ma sei sicuro di questa voce? Vuoi veramente seguire? Padre, io devo seguire questa voce perché è chiara. Io me ne torno, io proseguo. Addirittura ci dice la scrittura anche che Abramo fu chiamato anche amico di Dio. E anche noi possiamo essere amici di Dio. Amen. Oltre ad essere figli di Dio, possiamo essere anche amici di Dio. Amen. Ma per essere amico di Dio occorre avere fede e fare opere coerenti a questa fede. Amen. D'altronde Gesù ci dice, quando parlava ai suoi discepoli, dice: io non vi chiamo più servi, perché i servi non conoscono quello che fa il loro padrone, ma voi mi conoscete. Voi avete visto cose che altri non hanno visto. Ogni cosa mia è vostra. Amen. Amen. Come dire, vi ho rivelato chi sono. Alleluia. Molti si vantano nel mondo delle amicizie, è vero? Vi è capitato qualcuno che si vanta di una certa amicizia? Di cosa hai bisogno? Non ti preoccupare, io conosco il presidente della regione, è come amico mio, siamo così stretti. Non ti preoccupare, io lo conosco. Noi vogliamo dire: io conosco Dio. Vogliamo vantarci di conoscerlo, gloria a Dio. È la personalità più alta, più potente, è vero? Che Lui può ogni cosa, Lui è il creatore. E vogliamo dire alle persone: se vuoi, se hai bisogno, ti presenterò al mio amico. Sai, ho un amico che può tutto. Non è un politico, ma può tutto. Se vuoi, parlerò con il mio amico. E se tu lo vuoi, diventerà anche amico tuo. Se accetti Gesù. Che ne dite? Alleluia. Abramo, ma com'è che Dio lo chiama amico mio? Vi ricordate quando 3 uomini si presentarono alla tenda di Abramo e gli rivelarono che stavano per andare a distruggere Sodoma e Gomorra? E Abramo si preoccupò perché lì a Sodoma viveva suo nipote Lot, che amava come un figlio. Signore, ma se trovi, non so quanto era partito, non mi ricordo, una bella cifra, no? Per quei giusti non distruggerò. Via via andava a diminuire. Signore, se ne trovi 100, 10, e se ne trovi uno solo, per quell'uno solo, io non distruggerò. Questo ci fa capire come per mezzo nostro Dio mostra salvezza ancora. Vuole salvare, non vuole distruggere. Per amore nostro. Amen. Abramo aveva il suo parente, ma anche noi abbiamo parenti, vero, che non sono convertiti. Se il Signore dovesse tornare ora, non so dove andrebbero. Alleluia, ma vogliamo impegnarci a pregare il Signore, a intercedere, come fece Abramo per Lot. Alleluia. E proprio in quell'occasione Dio disse: io non posso nascondere quello che sto per fare al mio amico Abramo. Lo chiamò il mio amico Abramo, divenne
intimo, un'amicizia intima. Alleluia, gloria al Signore. Dio ci dia grazia di essere amici di Dio e trovare in Dio veramente quell'amico in cui possiamo confidare. A volte abbiamo bisogno di amicizia. L'uomo è fatto così, non può stare solo, ha bisogno di amicizia, di una compagnia, vero? Non siamo stati fatti per stare da soli. D'altronde Dio quando crea l'uomo dice non è bene che rimanga da solo. E fa la donna, no? Abbiamo bisogno di condividere anche l'amicizia. Ma io finora non ho trovato amici buoni. L'unico amico che ho trovato è Gesù. Alleluia. E poi gloria a Dio perché il Signore mi ha inserito in una famiglia spirituale. E ho trovato dei fratelli spirituali, delle sorelle spirituali, con alcuni siamo amici. Non solo fratello, sorella, pace, ma anche amicizia. E qualcuno sento come mio figlio spirituale. Gloria a Dio, sono legami che vengono dal Signore, no? Legami di affetto, di amore. Alleluia, Dio ci aiuti a capire bene il senso della vera amicizia. Alleluia, fa l'esempio anche di Rahab, la prostituta, vi ricordate? Ospita degli uomini, gli inviati da Giosuè, e lei crede a quello che gli dicono e di conseguenza fa delle opere nascondendo quegli uomini perché ha dato credito a quello che gli hanno detto. Ha creduto a me e viene onorata nella scrittura, ma pensate, viene onorata anche da Dio perché dalla progenie di Rahab, che è una prostituta, discende anche il nostro Signore Gesù. Chi l'avrebbe detto? Perché il Signore onora i Suoi amici. Amen. È fedele, è un amico vero e un amico sincero. Il Signore chiede ubbidienza. Quello che Abramo è stato capace di dare a Dio è ubbidienza. E fu ubbidiente anche quando Dio gli domanda qualcosa che veramente è difficile dare. L'unico figlio che aveva, Isacco, vi ricordate? Il figlio della promessa. Aveva pure l'altro figlio Ismaele, ma quello è stato frutto di una sollecitudine umana, di un errore. Ma la promessa di Dio era in Isacco. E Dio un giorno domandò Isacco in sacrificio ad Abramo. Dammi il tuo figlio, il tuo unico figlio. Abramo poteva dire, Signore, ma come? Tu me l'hai dato e adesso lo vuoi? Era la mia benedizione. E invece, senza recriminare, ubbidì. Sale sul monte, prepara le cose, la legna, prende il pugnale, mette il figlio lì sta per uccidere il figlio, ma una voce lo ferma. No! Stai fermo. Ma lui stava per farlo e Dio lo sapeva che stava per farlo. Ma Dio non vuole sacrifici umani. Ha messo alla prova la sua fedeltà e ci raffigura anche questo sacrificio. Isacco in sacrificio ci raffigura anche il sacrificio di Cristo, l'unico figlio di Dio sacrificato per noi. Amen. Alleluia. Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Amen. Alleluia. Quindi come può Dio non affermare che Abramo è il suo amico? Dio aveva già provveduto sul monte un'offerta. È toccante il dialogo tra Isacco e Abramo prima di salire. Padre, io vedo la legna, vedo tutto predisposto per accendere il fuoco, ma dov'è l'offerta?
Abramo cosa risponde? Al monte dell'Eterno sarà provveduto l'offerta. Pensate, come padre. E Dio ha provveduto sul monte un'offerta. Lì c'era un animale che fu preso in sacrificio. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Dio ci aiuti a non avere una fede morta. La nostra fede, la mia fede e la tua fede deve essere viva. Perché abbiamo bisogno di avere questa fede viva. Abbiamo bisogno non solo di realizzare la presenza del Signore quando ci raduniamo, ma vogliamo anche vedere per fede i miracoli che Dio può fare nella nostra vita. Amen. Vogliamo sentire la gioia di poter essere utili a Dio, perché quando abbracciamo qualcuno che ha bisogno di essere consolato, in quel momento siamo le braccia di Dio. È vero? E quando diamo la mano a qualcuno che ha bisogno, siamo la mano di Dio che sta donando al bisognoso. Amen. Vogliamo identificarci con Cristo Gesù, il nostro Signore. Vogliamo sentirci amici con Dio. E vogliamo dire: il mio amico è Gesù. Il mio migliore amico è Gesù, nel quale posso confidarmi e nel quale posso stare sicuro che non mi tradirà mai. E tutto quello che gli racconto lo terrà per lui. Vi è capitato parlare con qualcuno e poi dopo un po' incontri un altro e sa le cose che tu hai detto a quell'altro, no? E tu hai pensato: mi sono confidato. Nessuno sa capire il mio cuore. Nessuno è come te, abbiamo cantato, vero? Nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità, non troverei nessun altro come te. Un bellissimo cantico, ma non possiamo che dire amen, è proprio così. Tu sei il mio amico. Oh Signore, che tu possa considerarci amici tuoi. Che la nostra fede sia non morta, perché il mondo ha bisogno di vedere vita nei credenti, una vita spirituale che li attrae. Oh, potessi anch'io avere quello che hai tu, qualcuno mi ha detto. Vi è capitato? Quando parli di gioia, con gioia del Signore, potessi anch'io avere quello che hai tu, mi ha detto qualcuno. E tu lo puoi avere. Rivolgiti al Signore. Ma non capisco l'ostacolo che si trova. Rivolgiti al Signore. Io sono disposto a pregare con te ora, in questo momento. No, dai, grazie. Io non capisco. Quando ti viene lanciata un salvagente e stai per affondare, non lo prendi. Io non lo capisco. Però vorrei avere quello che hai tu. Gloria a Dio. Vogliamo essere gelosi di quello che abbiamo, custodire quello che abbiamo ricevuto e ringraziare il Signore perché ci ha fatti i Suoi figli e siamo amici Suoi. Amen. Alleluia, a Dio sia la lode e la gloria. Vogliamo chinare il nostro capo.